Benvenuti alla lezione di lettura numero 1. Allora prendiamo il nostro manuale di pianoforte e tastiere e apriamo alla terza sezione, lettura e repertorio. Lettura perché ci sono esercizi per leggere appunto la musica e repertorio perché dopo alcuni piccoli esercizi, pochi, abbiamo già brani di esecuzione, quindi repertorio, pezzi consigliati di facile lettura che poi possono entrare a far parte del vostro repertorio pianistico. Allora, apriamo quindi alla pagina e osserviamo il numero 1, l'esercizio numero 1. Come potete quindi notare, abbiamo due righi musicali, ognuno dei quali è costituito da un doppio pentagramma, uno superiore con la chiave di violino, che è per la lettura della mano destra, e uno inferiore con la chiave di basso, che è per la mano sinistra. Stessa cosa al secondo rigo, quindi ogni rigo musicale è formato da due pentagrammi, uniti da questa parentesi graffa, e come si può vedere anche dalle lineette spezzabattute che collegano tutti e due i pentagrammi. Allora, quindi chiavi per capire come leggere le note, quindi violino sulla destra e chiave di basso per la sinistra. Poi dopo le chiavi abbiamo un'indicazione di tempo, quindi non ci sono alterazioni in chiave, questo poi era approfondito nella sezione armonia. Questo vuole dire che tutte le note sono da suonare naturali, tranne se delle alterazioni, poi come avete invece già visto sul paragrafo alterazioni, non ci saranno in ogni battuta. Quindi tutte note naturali e poi l'indicazione di tempo. Bene, 4 quarti. 4 quarti vuol dire che il tempo è quaternario semplice e quindi in ogni battuta ci sono 4 accenti regolari. Il primo, quello metrico, sempre più forte, quindi potrebbe essere 1, 2, 3, 4, 1, 2, oppure anche più lentamente 1, 2, 3 o velocemente 1, 2, 3, 4. Quindi a seconda della vostra rapidità nella lettura. Adesso osserviamo. Facciamo una mano alla volta, quindi prima il rigo superiore, quello della mano destra. Notiamo che sulla prima nota c'è un numero 1, vuol dire che quella nota va suonata con il dito pollice. Facendo i conti, nota nello spazio, quindi per la chiave di violino gli spazi fa, la, do, mi, questo è il terzo, fa, la, do, questo è un do, e facendo il conto, vedendo anche alla pagina della teoria, è il do che sta l'ottava sopra al do centrale e va suonato con il dito numero 1, quindi con il pollice. È una semibreve che vale 4 quarti e quindi questa nota va suonata e tenuta premuta per 4 quarti, per tutti e 4 questi accenti. Allo scadere di questi 4 accenti e il ripristino di altri 4 accenti c'è la seconda nota, la seconda battuta. Note sulle linee, quindi mi, sol, si, re è la quarta linea, quindi questo è il re da suonare a questo punto con il dito indice perché non ci sono altri numeri. Quindi una volta posizionato il dito pollice sul do, dopo a seguire le altre dita, indice sul re e così via, poi vedremo, sono le stesse note degli esercizi di tecnica. Anche questo vale 4 quarti, quindi si suona il do per 4 accenti, il re anche per 4 accenti. Vediamo adesso la terza battuta. Abbiamo note sugli spazi, quindi fa, la, do, di nuovo il do, però stavolta è un cerchietto leggermente più piccolo con una gambetta, in questo caso scende, potrebbe anche salire, però è uguale, però diciamo si cerca di farla scendere o salire per far rimanere nello spazio del pentagramma, quindi non andare né troppo sotto al pentagramma né troppo sopra, quindi per non far uscire fuori troppo la gambetta. In questo caso scende ed è una minima che vale 2 quarti, quindi in questo caso 2 accenti. Poi subito dopo un'altra minima, gli altri 2 accenti, nota sulle linee anche questa, mi, sol, si, re. Quindi il do 2 accenti, il re altri 2. Quindi sarebbe, facciamo queste 3 battute dall'inizio, prima do, poi re, poi di nuovo do e di nuovo re. Allora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ci fermiamo alla quarta battuta, suoniamola. Abbiamo ancora note sugli spazi, quindi fa, la, do, mi. Questo è un mi e quindi va suonato con il terzo dito, il dito medio che già si trova su quel tasto.
Anche in questo caso è una semibreve, quindi altri 4 accenti, quindi 1, 2, 3, 4. Passiamo adesso alla mano sinistra. È opportuno dividere in piccole sezioni ogni esercizio, soprattutto perché ci sono, come vedete dal libro, solo 3 esercizi di lettura, poi abbiamo già 2 pezzi musicali da poter suonare grazie a questi elementi. E quindi è una sorta di concentrato di esercizi di lettura. Altri libri, magari accademici, che seguono un percorso diciamo tipo conservatorio, quindi più classico, più accademico, prima di suonare dei brani musicali ci sono molti esercizi di lettura, quindi io questi qua li ho un po' concentrati da fare a pezzetti, come se uno stesso esercizio ne fosse un insieme di 4-5 esercizi, e magari appunto vedere una mano alla volta. Quindi dicevo, passiamo alla mano sinistra, chiave di basso, prima nota, anche in questo caso numero 1, quindi col pollice, le note sono la, do, mi, sol, e questo infatti è il sol che sta appena sotto al do centrale, quindi partendo dal do centrale si scende al sol, si mette il dito pollice, anche questa una semibreve che vale 4 accenti. Poi abbiamo seconda nota, linee, quindi abbiamo la, chiedo scusa, sol, si, re, fa, quindi è il fa che sta subito prima del sol, e quindi col dito indice anche questi 4 quarti, anche questa 4 quarti. Poi abbiamo di nuovo il sol, la, do, mi, sol, e di nuovo il fa, sol, si, re, fa, quindi di nuovo pollice e poi indice. E poi dopo abbiamo un'altra semibreve alla quarta battuta, la, do, mi, da suonare con il terzo dito. Contiamo anche questa battuta: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vediamo adesso le esecuzioni a mani unite. Bene, per le esecuzioni a mani unite adesso io vi mostrerò direttamente, riprenderò le dita che suonano, quindi voi potete dare un'occhiata all'esercizio e contemporaneamente anche vedere sullo schermo l'esecuzione. Non da memorizzare però, e voi cercate sempre di leggere, non dovete imparare a memoria, questo non è un brano musicale, è un esercizio di lettura, quindi il vostro sforzo è quello di leggere il pentagramma, di leggere le note, anche se già le conoscete o se già l'orecchio vi indica qual è il tipo di esecuzione. Tra l'altro le dita non si devono, le mani anzi, non si devono spostare, perché ogni tasto è già, c'è già il dito sopra posizionato, quindi guardare il pentagramma e suonare. Ora vi mostro quindi l'esecuzione a 2 mani. E allora eccoci qua in posizione, l'esercizio numero 1 che vedrete, potete vedere dal vostro manuale. Posizione, quindi mano destra, vedete qua c'è il do centrale, ci spostiamo l'ottava sopra e mettiamo il pollice, mano sinistra, do centrale, e ci spostiamo sul sol. Cerchiamo anche di applicare la tecnica, quindi sulla prima nota una caduta con tutti e 2 i polsi, e a seguire le articolazioni che via via state studiando nella sezione tecnica. Allora, diciamo un tempo così tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bene, proseguite così per tutto il resto dell'esercizio, 4 battute alla volta, prima vedete le note, le leggete e le suonate, prima mano destra, poi mano sinistra, poi insieme contate, magari senza tempo, cioè senza la regolarità di un metronomo, potete anche usare il metronomo, giusto per capire quanti accenti aspettare per ogni nota. Quando avete chiari le note e gli accenti, quindi i valori di ognuna di esse, iniziate a contare a tempo, quindi in maniera regolare, così da assemblare le 4 battute alla volta, fino all'ultima battuta, dopodiché tutto da capo, dall'inizio alla fine, e allenatevi anche a farlo un po' più rapidamente, quindi mettete il metronomo magari prima a 60 per accento, poi passate, ne so, a 72, poi a 80, a 92. In effetti nelle graduazioni del metronomo, quindi gli aumenti della velocità hanno una certa regolarità, si consiglia un uso di questo tipo: da 40 a 60 aumentare di 2 unità alla volta, da 60 a 72 di 3 unità alla volta, quindi 60, 63, 66 eccetera, da 72 a 120
per 4 unità alla volta, quindi 72, 76, 80, 84 eccetera, da 120 a 138 per 6 unità e poi da 138 per 8 unità. Questo in effetti vi ho elencato i valori di un metronomo tradizionale, quello a corda con l'asticella che ondeggia e c'è quella levetta da abbassare. In effetti aumentare la velocità da 40 a 42 non è la stessa cosa che tipo da 100 a 102. Lo scarto è inferiore, perché se è più veloce aumentare di 2 unità a 100 non è la stessa cosa che aumentare da 40 a 42, quindi da 100 si dovrà aumentare per 4 unità. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, la prima lezione di lettura e repertorio finisce qui, termina qui. Ricordo sempre che potete acquistare il manuale online sul sito della Sontus Edizioni, oppure rivolgendovi a me direttamente alla mail che vedrete poi sulla sigletta di chiusura, e a me sempre potete rivolgervi per dei chiarimenti o dei dubbi che vi vengono man mano che andiamo avanti in questo percorso. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla lettura numero 2.